Non ci sono al momento altri esempi in Italia ed il Veneto, che per primo si dota di un protocollo anticontraffazione, cerca con questo accordo di colpire le attività illegali che danneggiano imprese e cittadini. Si tratta di un coordinamento fatto soprattutto con i soggetti che sono preposti ai controlli della pubblica sicurezza da parte delle forze dell'ordine, che sono un elemento straordinario per poter intervenire e provare a colpire una piaga ormai che si sta abbattendo sulla nostra regione, ma in tutta Italia. I numeri sono importanti, segnalano anche poi difficoltà per le imprese, un aumento della disoccupazione data dalla concorrenza sleale e soprattutto tanta pericolosità dei prodotti che vengono fatti circolare troppo liberamente sul nostro territorio. In primis verranno sensibilizzate le scuole, che rappresentano la possibilità di educare da subito i più giovani alla responsabilità. Acquistare prodotti contraffatti, prodotti che non hanno una filiera chiara, oltre il costo che generano nei controlli, perché costa pesantemente allo Stato, non c'è quel ritorno perché è fuori dalle legalità, quindi questo comporta un'inferiore entrata di tassazione per lo Stato, costi enormi per tutta la verifica quando si sequestrano questi prodotti e tutta una serie di circostanze negative e quindi concorrenza sleale per i commercianti regolari che pesa, abbiamo visto, su milioni e milioni, miliardi, qualche miliardo di euro sulla nostra vita comune. La presenza del prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, in rappresentanza dei suoi colleghi di tutta la regione, sottolinea poi l'intento di inserire stabilmente nei lavori dei comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico la tematica della contraffazione.